Benvenuti. È con particolare piacere che oggi possiamo ascoltare Barbara Mazzolari. Barbara Mazzolari è una biologa laureata in biologia che però poi si è indirizzata verso argomenti apparentemente meno biologici. Ha preso un dottorato di ricerca in ingegneria dei microsistemi, un master internazionale in eco-management ed è attualmente la direttrice associata per la robotica. Chi è che parla? Ah, è tuo nipote, va bene. Ok. Ed è direttrice del laboratorio di Bio-Inspired Soft Robotics dell'ITI, dell'Istituto Italiano di Tecnologia. La cosa interessante delle ricerche che sta facendo Barbara da diversi anni è proprio questa ispirazione biologica, cioè lei studia dei robot e quando noi parliamo di robot pensiamo subito al robottino, ai cab, all'ometto che cammina, eccetera. E i suoi robot sono tutt'altra cosa, sono sempre tecnicamente dei robot, ma sono biologicamente ispirati, cioè lei costruisce un robot basandosi sul il comportamento, sul modo di muoversi, eccetera, di un organismo vivente, animale e vegetale. E quindi lascio la parola a Barbara e quindi sentiamo gli ultimi, diciamo, le ultime notizie in questo campo. Grazie Barbara. Grazie, grazie professor Pestarino, grazie per l'invito, è un piacere e un onore per me essere qui. È un'occasione per condividere con voi quello che stiamo facendo appunto all'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, a Morego, poco lontano da qua. E l'idea è proprio, come diceva il professore, studiare la natura. Partiamo proprio dai modelli biologici, in particolare vi farò vedere animali e soprattutto piante. E l'idea è proprio quella di capire come gli organismi naturali si adattano ad ambienti, no, anche difficili, estremi, mutevoli. Dobbiamo identificare quali sono le caratteristiche che consentono a questi organismi, a noi stessi, di adattarsi a questi ambienti e poi, diciamo, traduciamo questi principi in qualcosa di artificiale, ovviamente semplificando, non è una vera e propria copia, non saremo in grado, ma non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è fare dei robot, vi farò vedere poi alcune delle applicazioni, che ci possono aiutare nei nostri contesti, no? Nei nostri ambienti, ci possono aiutare a capire meglio l'ambiente nel quale viviamo. Possono essere usati per l'agricoltura, per il monitoraggio ambientale, per l'esplorazione anche di altri pianeti, ad esempio. Al tempo stesso l'obiettivo, questa è la vera sfida se vogliamo, e a volte riusciamo, è di usare queste piattaforme robotiche che sono state progettate a partire dalla natura per capire meglio la natura. Quindi torniamo alla biologia e quindi chiudiamo, diciamo, il cerchio. Perché questo? Perché in realtà condivido un po' con voi il mio percorso di studi. Io sono una biologa di formazione e ho iniziato a fare ricerca in biofisica, studiando l'impatto degli inquinanti, soprattutto di metalli pesanti come il mercurio, sulla salute dell'uomo e sulla salute dell'uomo, sugli ecosistemi, come il mercurio e altri metalli pesanti entrano nella catena alimentare, no? Quindi anche piccole quantità, ad esempio, di questo elemento come il mercurio presente nell'acqua, poi si accumula lungo la catena alimentare e quindi magari può essere estremamente pericoloso per la nostra salute quando mangiamo magari dei pesci, no? Comunque del cibo contaminato. Quindi il mio lavoro all'epoca era quello di andare nell'ambiente, prendere dei campioni oppure fare dei prelievi anche su operatori, no, che vivevano a contatto con il mercurio e poi analizzarli in laboratorio, no? Quindi era un lavoro che mi dava molta soddisfazione, mi portava a capire diciamo in profondità come funzionano gli ecosistemi, il nostro ruolo, no, fondamentale negli ecosistemi naturali e come dobbiamo intervenire per prevenire determinate contaminazioni. Quindi diciamo che mi occupavo prevalentemente della parte biologica e biofisica.
Poi diciamo, il mio percorso mi ha portato a muovermi in un ambiente artificiale, quindi ho iniziato un percorso in ingegneria, ho preso poi un dottorato in ingegneria dei microsistemi e ciò che era, diciamo, la parte più biologica, più di fondamento, è diventata ispirazione per realizzare dei nuovi robot. Questo è un esempio. Ero al Sant'Anna all'epoca, alla Scuola Superiore Sant'Anna, e l'obiettivo era quello di creare dei robot autonomi che si muovessero nelle nostre città per la raccolta porta a porta. Quindi questo robot veniva chiamato dai cittadini, è stato testato per 6 mesi in un paesino in Toscana che si chiama Peccioli, e i cittadini lo chiamavano con il cellulare, il robot era collegato a una piattaforma, diciamo, di internet, arrivava direttamente, come vedete qui, alla casa del cittadino. C'era una interfaccia per cui il cittadino digitava la tipologia di rifiuto, plastica, indifferenziato, organico e così via. Si apriva questo cestino del robot e il robot in maniera autonoma, questo è proprio a Peccioli, era stata dal sindaco appunto di allora, era stata creata una zona di raccolta e quindi il robot in maniera autonoma portava il rifiuto. Tra l'altro questo progetto è stato estremamente interessante, stiamo parlando del 2009, no? Insomma quegli anni lì, perché ha aperto un dibattito a livello internazionale, perché un robot non è un veicolo, quindi non c'è, diciamo, non c'è un codice della strada che prevede l'utilizzo di un robot senza l'operatore umano. E quindi c'erano già vari problemi da affrontare, non soltanto tecnologici. Ad esempio, chi paga in caso di danno, no? Quindi un problema assicurativo, un problema di viabilità. Quindi la soluzione del sindaco di Peccioli di allora fu quella di mettere dei cartelli nella città, nel paesino, come questi, dove indicava la presenza del robot. Quindi attenzione, c'è un robot che si muove nelle vostre strade. E come vedete c'era un'interazione veramente affascinante e stupefacente con soprattutto bambini, ma non solo. Quindi non avevano assolutamente paura di questo robot. Il robot ovviamente è dotato di tutta una serie di sensori per evitare urti, no, danni, eccetera, ma è stato usato veramente per tanti mesi, e in più ha fatto un po' diciamo disciplina anche con i nostri colleghi giapponesi, che loro appunto da anni sviluppano dei robot che poi devono interagire con le persone, però sempre con delle protezioni, perché appunto ci sono dei problemi che vanno oltre l'aspetto tecnico, e questo è stato uno dei progetti appunto dedicati allo sviluppo di robot per il miglioramento dell'igiene urbana, quindi, e della qualità dell'ambiente. Tanto che questo robot, oltre a fare raccolta differenziata, aveva dei sensori per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone urbane, no? Pedestri, diciamo, e quindi misurava, ad esempio, inquinanti nelle zone a traffico limitato. E questo è stato uno dei primi robot che abbiamo sviluppato, insomma, insieme ad altri colleghi, e questo è l'analogo di Dasbot, questo era il nome di questo robot, ma in acqua. Quindi il concetto è sempre sviluppare dei robot autonomi muniti di sensori che in questo caso facevano un prelievo di acqua, sia mare, lago, no, fiume, eccetera, a varie profondità, e poi facevano l'analisi direttamente a bordo. Questo serve perché ovviamente questi sistemi non vanno a sostituire l'operatore, diciamo, scientifico, l'esperto, no? Che va a fare, come facevo io prima, che va a fare il campionamento e poi va a fare l'analisi, no? In laboratorio, ma è un aiuto in più, perché il robot non si affatica, quindi può andare in un ambiente anche difficile e fornire delle informazioni all'esperto che magari torna e fa un campionamento più accurato. Questa è un po' la filosofia che ritroverete anche negli altri robot che vi farò vedere, cioè un robot che è al servizio dell'uomo, quindi ci aiuta a migliorare la qualità della nostra vita, dell'ambiente, no? Delle città, come in questo caso.
Però ci sono tanti robot in realtà che già ci aiutano in tanti contesti diversi, almeno quelli diciamo utilizzati per scopi industriali. Ormai la maggior parte degli oggetti, no, tecnologici che utilizziamo sono realizzati da robot industriali, che sono più accurati, più precisi, più veloci dell'operatore umano. Ovviamente molto spesso non c'è interazione con l'uomo, perché sono potenzialmente pericolosi, proprio perché sono rigidi e si muovono molto velocemente. Anche se adesso c'è una nuova fase anche in ambito industriale, cioè dei cosiddetti cobot, cioè robot che possono collaborare con l'uomo, aiutandolo. I miei colleghi all'Istituto Italiano di Tecnologia realizzano anche questa tipologia di robot che aiutano l'operatore umano anche in ambito industriale, ad esempio per non sentire la fatica, oppure per portare dei pesi, no? Per aiutarlo con delle esoscheletri. Insomma, c'è sempre di più interazione anche in ambito industriale. I robot servono per l'agricoltura, sempre di più sono utilizzati anche i droni, robot per l'esplorazione di ambienti, no, di altri pianeti, robot che puliscono, come diciamo questi robot che ormai abbiamo in casa, no, per la pulizia dei pavimenti, robot chirurgici. Molte delle operazioni sono effettuate attraverso dei robot. Questo è il Da Vinci, uno dei più famosi, in cui il medico sta ad una console e opera attraverso una console questi bracci robotici, no, che entrano nel corpo e quindi operano all'interno del corpo. Oppure in prospettiva la macchina autonoma, che sarà con molta probabilità un altro dei robot tipo quello che vi ho fatto vedere, come Daspot, nel senso che trasporterà ovviamente le persone, ma ci sono sempre tutta una serie di aspetti da considerare, assicurativi, etici, legislativi, no? Quindi non è solo la tecnologia. Spesso la tecnologia, quando entra nelle nostre società, apre dei dibattiti molto più importanti, molto più ampi. Perché noi vogliamo prendere ispirazione dalla natura? Perché nonostante ci siano tantissimi robot ormai, come si diceva, in mezzo a noi, che ci aiutano in tanti contesti, che sono molto efficaci, ci sono delle situazioni in cui il robot ancora non lavora bene. Cioè, quali sono queste? Quando ci muoviamo da un ambiente che potremmo chiamare strutturato a un ambiente invece reale, no? Quando davvero si deve muovere in un ambiente mutevole, come dicevamo, un ambiente dove ci sono anche da un punto di vista atmosferico degli agenti che possono attaccare il robot, no? Oppure che cambiano perché cambia il clima, perché cambia, no, la stagione, cioè ci sono veramente. Cambia semplicemente anche la pavimentazione, che noi vediamo liscia, un robot in questo ambiente evitando le sedie magari si può muovere, ma quando andiamo su un terreno invece accidentato può avere dei problemi. Allora, l'idea è proprio quella di prendere ispirazione da queste capacità di adattamento della natura, ma in realtà questo approccio che noi stiamo proponendo non è assolutamente nuovo, perché l'ispirazione dalla natura, come sappiamo, viene da lontano, e Leonardo da Vinci è ancora oggi considerato il padre della biomimetica, no? Quindi ci ha insegnato come l'osservazione della natura può portare veramente a delle nuove idee. E lui ha studiato, ha studiato l'anatomia umana, ha studiato il volo degli uccelli. In età, diciamo, più avanzata ha studiato le piante, no? Quindi ha fatto degli studi approfonditi sulla natura e ha progettato anche molte macchine bioispirate. Quello però che emerge, no, dagli studi, ovviamente, ormai lo sappiamo, è che la maggior parte poi di queste macchine non sono mai state sviluppate. Molto probabilmente perché queste idee erano così avanzate, così innovative, che Leonardo mancava della tecnologia adatta per tradurre queste idee in qualcosa che funzionasse, in un dispositivo, no? In qualcosa che
potesse veramente muoversi o operare in un ambiente reale. Quindi mancava delle forme di energia, di attuazione, dei sensori, l'elettronica, no? Quindi aveva veramente delle idee che sono ancora oggi innovative, ma veramente difficile da tradurre in una realtà all'epoca. E infatti uno degli esempi che mi piace citare è proprio questo, un ornitottero, no? Quindi questo veicolo disegnato da Leonardo, che è un veicolo a ali battenti, alimentato a pedali, che è stato realizzato qualche anno fa, quindi funzionante, da un gruppo di studenti dell'Università di Toronto, che hanno preso il progetto originale di Leonardo e l'hanno trasformato in una macchina funzionante. Quindi questo ci ricorda sempre a noi che lavoriamo su un approccio simile, cioè tradurre la natura in qualcosa che è artificiale, ci ricorda sempre quanto sia difficile questo approccio, e lo è perché dobbiamo comprendere la natura, dobbiamo capire quali sono i principi che davvero possono servire nel realizzare un nuovo robot, e poi ci servono nuovi materiali, nuova elettronica, nuove batterie, no? E così via. Quindi è una sfida continua, che però ci piace intraprendere, e soprattutto studiamo queste capacità, come dicevo, di adattamento degli organismi naturali. Quindi come sopravvivono ambienti mutevoli e come possiamo, imitando queste caratteristiche, realizzare dei robot che possono aiutarci in questi contesti, ad esempio dopo un disastro, ci possono aiutare nella medicina, anche dopo appunto dei disastri come incendi, o semplicemente per esplorazione, no? O come vi farò vedere, ad esempio, per l'agricoltura. Parliamo molto di sostenibilità, no? Questo è un altro aspetto che abbiamo introdotto recentemente nel mondo della robotica. Ci sono tante definizioni di sostenibilità. A me piace ricordare questo di questa donna che ha fatto un po' la storia nel percorso della sostenibilità, Gro Harlem Brundtland. È stata anche, ha operato, ha lavorato per lungo tempo per l'Organizzazione Mondiale, no, dell'Ambiente, dello Sviluppo, e ha proposto nel suo rapporto, che era chiamato proprio il rapporto Brundtland, questa definizione di sostenibilità, cioè lo sviluppo che incontra il bisogno del presente senza compromettere le capacità delle future generazioni di incontrare i loro bisogni. Una definizione semplicissima, se volete, ma che dà l'idea di cosa davvero vuol dire essere sostenibili, no? Cioè tramandare alle generazioni future la qualità del nostro ambiente, della nostra società, no? Quindi migliorare e assicurare una qualità della vita degna e elevata, no? Per le future generazioni. Che cosa deve fare la tecnologia riguardo a questo, no? Quindi ci stiamo chiedendo anche nel campo della robotica bioispirata, come possiamo evitare che i robot che stiamo sviluppando oggi siano un rifiuto troppo presto, no? Domani. Sappiamo che tutto ciò che utilizziamo diventa un rifiuto. Molto spesso ci sono altri paesi che devono gestire questi rifiuti, no? Quindi chi sta sviluppando tecnologia, soprattutto tecnologia avanzata adesso, si deve porre queste domande, cioè come possiamo limitare l'impatto per quanto è possibile per le generazioni future. E quindi stiamo appunto, molte delle nostre tecnologie, tra l'altro non solo nella robotica, ma in generale anche in IT, in tutti i settori, dai materiali, no, a chi sviluppa nuova tecnologia, sta cercando di sviluppare delle soluzioni che siano davvero sostenibili. E recentemente abbiamo iniziato a proporre questo concetto di ciclo di vita nella robotica, che significa avere dei robot che sempre di più, come dicevo, ci aiuteranno nei nostri ambienti, saranno in grado di crescere, saranno in grado di utilizzare l'ambiente come forma di energia, evolveranno, veramente ci aiuteranno in contesti, ad esempio, domestici, ospedalieri. Però poi a un certo punto, e questo ovviamente è a lungo termine, questi robot saranno
scompaiono perché sono biodegradabili o riciclabili. Questo è il nostro obiettivo. E quindi stiamo sviluppando appunto robot, ad esempio, che sono intrinsecamente sicuri perché sono fatti di materiali più simili a quelli naturali, quindi non creano danno quando interagiscono con l'operatore umano. Dispositivi che si alimentano attraverso le piante e quindi l'interazione di foglie artificiali che si muovono con le foglie naturali e creiamo dell'energia che alimenta dei sensori, ad esempio. Oppure robot che si muovono e sono degradabili proprio come le strutture che trasportano i semi. Pensate a una pigna, a un samara che vola, a un'avena che penetra nel suolo. Stiamo studiando queste strutture per realizzare dei robot che servono per il monitoraggio ambientale, ma che poi sono totalmente biodegradabili come quelli naturali. Oppure robot che crescono e si muovono nell'ambiente come le piante. Quindi vi faccio vedere alcune di queste soluzioni. Mario, poi mi dai tu la tempistica. Il polpo, parto da questo perché il polpo è stato e è ancora oggi uno dei modelli più studiati per chi fa robotica soft, come la mia soffice, e che crea dei robot appunto che sono intrinsecamente sicuri e che non creano danni. Perché il polpo? Perché il polpo lo conosciamo bene, spesso purtroppo in cucina, devo dire, io non sono più in grado di mangiarlo da quando lo studio, ma è un animale che non ha strutture scheletriche. Quindi ha 8 braccia, è un mollusco, un cefalopode, può piegare queste braccia in ogni direzione, può contrarre il suo corpo e passare in piccoli pertugi, ha delle ventose che possono essere 2 file o una fila solo, dipende dalla specie, con cui manipola gli oggetti, esplora il mondo, sono ventose sensorizzate, diciamo, quindi sente lo stimolo tattile, percepiscono le sostanze chimiche, no? Quindi esplorano toccando. E l'altra cosa veramente affascinante è che hanno la maggior parte dei neuroni, nonostante abbiano un cervello molto sviluppato, la maggior parte dei neuroni sono distribuiti nelle 8 braccia. Il numero totale di neuroni di un polpo è molto simile a quello di un cane. È un animale molto intelligente, apprende, interagisce, ha dei comportamenti veramente sorprendenti quando lo si osserva, però questa cosa è interessante. Perché questo? Perché quando la morfologia di un organismo, in questo caso, ma anche di un robot, aumenta in termini di complessità, avere un'unica unità centrale per controllare questa complessità in molti casi non è sufficiente. Ce lo dimostra il polpo, lo vedremo ancora di più nelle piante. Le piante percepiscono l'ambiente a livello apicale, quindi nella parte più lontana rispetto al tronco, diciamo allo stelo, e non hanno un cervello. Ma pensate alla complessità anche di una pianta molto semplice a livello di apici, sia nelle radici che nella parte apicale. Quindi un cervello siamo sicuri che sia la soluzione migliore per controllare tale complessità. La natura ci dice di no. E la robotica deve andare in quella direzione quando aumenta appunto la complessità delle attività che un robot deve fare. Quindi non soltanto un'unità centrale, ma tante unità distribuite nel controllo. Il polpo, come dicevo, ha queste ventose particolari e lo voglio citare perché questo è esattamente un caso in cui noi siamo tornati alla biologia. Siamo partiti dalla natura, da come la ventosa è organizzata, quindi dall'anatomia della ventosa. Abbiamo utilizzato varie tecnologie per capire come è organizzata all'interno e soprattutto come riesce ad attaccarsi e a staccarsi. E quello che abbiamo scoperto, diciamo, questa era siamo partiti dalla letteratura e questa è l'organizzazione di come era descritta una ventosa, quindi un infundibolo, diciamo, è la parte a contatto con il substrato e l'altro che si chiama, questa cavità che si chiama acetabulo. E come vedete era totalmente liscia, no? Quindi all'interno. Perché ci interessa la ventosa del polpo? Perché questa ventosa è talmente, nella sua parte a contatto col substrato, è talmente soffice che riesce ad aderire ad ogni superficie. Quindi
potenziali applicazioni, no? In molteplici campi, non solo nella robotica, ma nella medicina, diciamo nella parte anche di esplorazione attraverso industriale, attraverso la manipolazione, no? Quindi è estremamente utile. Quello che abbiamo scoperto è che in realtà all'interno dell'acetabolo c'è una protuberanza che non era mai stata descritta e abbiamo scoperto che è molto importante in realtà nel processo di adesione ma anche di distacco. In più ci sono tutta una serie di peli gerarchici all'interno, quindi di strutture che non erano anche queste state notate, no, precedentemente, che ancora non sappiamo che funzione abbiano. Molto probabilmente saranno dei sensori, però la ricerca sta continuando, no? Quindi è un esempio in cui l'ingegneria riesce ad arricchire la biologia. L'abbiamo sviluppata artificialmente con dei materiali molto simili a quelli naturali, funziona molto bene in acqua, ma che cosa ci possiamo fare? Ecco, vi faccio vedere un esempio di applicazione. Questo è stato un progetto industriale che è finito recentemente, finanziato dall'ENI, in cui l'obiettivo era quello di recuperare attraverso queste braccia soffice munite di ventose degli oggetti che cadono accidentalmente in pozzi. Quindi immaginatevi un ambiente molto ristretto, massimo erano pochi centimetri, 7 centimetri, alte pressioni e olio, quindi un ambiente difficile e l'obiettivo è proprio quello di recuperare questi oggetti. Quindi cambiamo un po' il paradigma perché è il braccio del polpo che si adatta alla morfologia dell'oggetto, quindi un approccio totalmente diverso. Robot che crescono e qui si entra nel mondo delle piante. Per la prima volta anni fa abbiamo proposto le piante come modello robotico e è stata una sfida che abbiamo diciamo portato avanti perché spesso l'impressione che abbiamo delle piante è che siano sessili, cioè nel senso rimangono nel punto dove germinano, ma che siano poi fisse. In realtà una pianta si muove continuamente, lo fa in maniera diversa, lo fa crescendo dalle parti apicali, quindi se voi osservate una pianta, dopo qualche giorno la vedrete cambiata morfologicamente, no? Ci sono movimenti veloci, ci sono movimenti lenti, no? È estremamente interessante. Quindi stiamo studiando tutte queste caratteristiche, controllo distribuito, capacità percettive, movimenti, per fare dei robot. Però non è stato facile, come vi dicevo, e quindi porto questo esempio da condividere con voi per farvi capire quando a volte anche proporre delle nuove idee in un campo come quello dell'ingegneria, ma nella scienza in generale, non sia molto facile. Perché? Perché quando io andavo alle conferenze proponendo le piante come modello in robotica, proprio per i motivi che dicevo, cioè una pianta sta ferma, non si muove, non ha intelligenza, non controllo, no? Quindi non è un modello che ci interessa. In realtà è tutto il contrario, cioè come vi dicevo le piante si muovono, percepiscono, comunicano, eccetera. Allora sono andata a studiarmi un po' la storia per vedere quali sono anche quali episodi interessanti da questo punto di vista, un po' di preconcetti, se vogliamo, pregiudizi, no? E ho trovato questo caso di John Ellis, che era un naturalista metà del Settecento, affascinato dai movimenti delle piante carnivore. Tra le piante carnivore c'è la Venus flytrap, che è la Venera acchiappamosche o Dionea muscicola, che chiude le sue foglie in frazioni di secondo, in circa meno di un secondo. E John Ellis descrive questo movimento, appunto entusiasta di questo fenomeno, e lo descrive a un grande studioso che era Carlo Linneo, no? Quindi al quale dobbiamo la classificazione degli esseri viventi, quindi un grande studioso, e manda questa sua descrizione dicendo sembra una trappola per topi, no? Quindi è come se avesse questi denti, si chiude e mangia gli animali. Però Linneo a questa descrizione dice è ridicolo che una pianta si nutra di animali e in qualche modo mette quasi a tacere
questo approccio più scientifico nello studio delle piante, no? Perché le piante le conosciamo soprattutto da un punto di vista ornamentale come cibo, ma molto spesso non le studiamo da un punto di vista comportamentale, no? Quindi non c'è il corrispettivo dell'etologia nel mondo delle piante, quindi non andiamo a studiare un comportamento, se non adesso molto di più, però siamo indietro rispetto allo studio degli animali. E quindi è importante invece capire quali sono i problemi oggettivi che ci allontanano dalle piante. Sicuramente uno è proprio il tempo, scala, diciamo, perché i movimenti o sono troppo lenti per noi e quindi dobbiamo accelerarli per vederli, o sono troppo veloci. E ci sono delle piante carnivore che si chiudono veramente in frazioni di secondo e non riusciamo a percepirla. Quindi sicuramente il fatto di non riuscire ad osservare il movimento delle piante ha creato quasi una barriera tra noi e loro. In realtà sono affascinanti, come dicevo, si muovono continuamente, lo fanno molto spesso attraverso la crescita. Questo significa anche che percepiscono l'ambiente circostante, quindi non è un movimento casuale, ma è mediato dalla loro capacità di percezione. Comunicano emettendo sostanze volatili, comunicano attraverso del rilascio di sostanze anche nel suolo, addirittura, come studi recenti stanno dimostrando, ma ancora c'è molto da fare, attraverso delle reti sotterranee che formano con i funghi. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare questi plantoidi, li abbiamo chiamati così, cioè robot ispirati alle radici, ma in realtà ai movimenti delle piante, alle loro capacità, per esplorare l'ambiente naturale. In particolare siamo partiti dal suolo, il suolo è estremamente interessante, poco studiato perché è difficile, perché non riusciamo a vedere attraverso il suolo, ma all'interno del suolo c'è un mondo, da un punto di vista della biodiversità, che va protetto perché è quello che poi dà la qualità, no, del cibo, no? Quindi la nostra salute dipende molto dalla qualità del suolo. Ci sono tanti organismi, noi stiamo studiando le radici che crescono, come dicevo, dalla parte apicale. Abbiamo quasi finito. Vado un po' più veloce. Dalla parte apicale, cioè aggiungendo cellule e poi spingono solo la punta e in questo modo riducono l'attrito mentre si muovono. È una cosa importante perché sono più efficienti da un punto di vista energetico, non c'è un danno per la pianta, ma il resto della radice sta ferma, non si muove. Quindi l'unica parte che si muove nel suolo è questa. E a livello apicale hanno capacità di percezione, quindi percepiscono la gravità, l'umidità, le sostanze chimiche che servono per la fotosintesi, evitano gli ostacoli, evitano sostanze potenzialmente negative, no? E formano queste reti. Quindi noi abbiamo studiato questa capacità, no, di questa divisione cellulare e l'allungamento che porta alla spinta, e però siamo in quella fase, eravamo diciamo in quella fase di dire capito qual è il principio, come facciamo adesso a realizzare un robot? Allora lì cominciano ad arrivare le idee, molti di questi prototipi che avevamo sviluppato non funzionavano, abbiamo veramente dovuto implementare questa crescita nell'artificiale, quindi non cellule, ma nuovo materiale, e la tecnologia ci è venuta in aiuto, cioè abbiamo pensato di introdurre una stampante 3D, che ormai è utilizzata un po' da tutti, all'interno della testa del robot. Quindi il robot utilizza un motore all'interno di questo apice che vedete qui, per tirare un filo che però è un materiale termoplastico, come quelli usati nelle comuni stampanti 3D. Quindi perché è importante? Perché questo filo entra nella testa del robot, viene scaldato e quindi diventa appiccicoso. Esce, che è più appiccicoso, aumenta la viscosità e il nuovo strato si attacca a quello precedente. Quindi strato dopo strato il robot crea il suo corpo. L'orientamento è dato poi dai sensori che sono nella testa del robot. Stiamo studiando anche gli animali che si muovono nel suolo e il lombrico è un altro animale bellissimo e assolutamente fondamentale per la qualità del suolo, ma la cosa che vi voglio dire qui è che
questi organismi che hanno dimensioni simili e non hanno zampe si comportano in maniera molto simile quando si trovano nel suolo, cioè allargano il diametro sia la pianta che il lombrico in modalità totalmente diverse, creano delle fratture all'interno del suolo e poi spingono. Il lombrico spinge anche lui solo i primi segmenti per evitare di aumentare l'attrito. Quindi cosa ci dice questo? Al di là del fascino, no? della natura, di come si adatta a questi ambienti così complessi, ci dice che i nostri robot devono fare esattamente la stessa cosa. Ci dà una guida su come progettare i nostri robot. E quindi perché è importante? Ve lo dicevo prima, perché il fatto di crescere dalla punta significa non danneggiare l'ambiente circostante e quindi può essere utile per il suolo, per l'agricoltura, per il monitoraggio, addirittura può essere utile anche per applicazioni mediche, perché ad esempio un endoscopio, immaginatevi appunto, pensate alla colonscopia, che è importante per la prevenzione, ma molto spesso evitata perché crea ovviamente insomma disagio e anche dolore. Questo perché? Perché gli endoscopi vengono spinti da dietro dal medico e quindi provoca una deformazione dei tessuti e conseguente dolore. La crescita dalla punta non danneggia i tessuti, non crea, diciamo, attrito o comunque minimo, ovviamente l'attrito serve ma è minimo e quindi le potenziali applicazioni sono tantissime. Recentemente noi lavoriamo prevalentemente in campo ambientale, non in quello medico, ma recentemente abbiamo iniziato anche a pensare a questi robot per la teologia, perché è il solito principio, quindi non danneggia magari reperti importanti durante il movimento e l'esplorazione. E questo è un altro esempio di come i robot possono essere utili per capire la biologia. Facendo un'analisi comparativa di due sistemi identici, di due robot, uno spinto dall'alto e l'altro in grado di crescere dalla punta, nel secondo caso abbiamo dimostrato che è molto più efficace, consuma meno e va più veloce. Quindi anche se poi fisicamente non sono certo una radice naturale, ma dimostra perché anche la pianta deve crescere dalla punta, perché non riuscirebbe a muoversi nel suolo, no? Quindi deve crescere dalla punta. Questo è invece la nuova frontiera, vi dicevo della comunicazione che esiste tra le piante e i funghi, no? Questi network, queste reti che si formano sotterranee, che sono importantissime per la qualità del suolo, perché questo, qui vedete come avviene diciamo, questa interazione. Pensate che le piante quando hanno colonizzato la terraferma, la simbiosi con i funghi è stata tra le prime perché non erano munite di radici e questa simbiosi mutualistica tra le radici e i funghi, la pianta cede zuccheri ai funghi e i funghi rilasciano sostanze che sono importanti per la fotosintesi, l'azoto, soprattutto il fosforo, no? Altri minerali. Quindi è importante. Quello che stiamo studiando però è anche la potenziale utilizzo, diciamo, da parte delle piante nella comunicazione. Cioè sembra che ci sono studi molto recenti, quindi ancora in fase di validazione, ma che le piante riescano a comunicare, ad esempio quando sono attaccate da un parassita, eccetera, con una pianta anche lontana attraverso questa rete sotterranea. E quindi noi stiamo studiando nei nostri laboratori, insieme anche a molti biologi di altri istituti, proprio questo fenomeno perché vogliamo realizzare, come stiamo portando avanti lo studio, vogliamo realizzare delle reti artificiali che sono basate su queste regole naturali, ma anche dei nuovi plantoidi, quindi robot per il suolo, che rilascia delle sostanze per facilitare l'insorgenza di questa simbiosi. E quindi applicazioni appunto che vanno dall'ambientale, l'applicazione, applicazioni anche per diciamo l'esplorazione, ma anche per la bonifica, dipende no, da cosa mettiamo negli apici dei nostri robot.
Piante non soltanto nel suolo, ma anche piante rampicanti, perché sono così belle, perché ci possono fornire dei modelli per fare dei nostri robot, perché le piante rampicanti che conosciamo tutte, ce ne sono veramente di tantissime specie, sono piuttosto particolari, di solito non sviluppano un tronco molto sviluppato, ma utilizzano la maggior parte dell'energia che hanno a disposizione per crescere verso la luce più velocemente delle altre piante. Quindi creano delle vere e proprie competizioni. Molte delle piante rampicanti sono parassite, infatti, ma per evitare di cadere sotto il proprio peso, perché non hanno appunto un tronco che le sostiene, si devono attaccare, ancorare, no? Quindi formano i viticci, le spine, sistemi di adesione, no? Pensate all'edera, quindi sono bellissime. L'altra cosa che ci interessa è come si arrampicano, ma anche come trovano il supporto, cioè come esplorano l'ambiente toccando. E queste sono tutte caratteristiche che stiamo traducendo nei nostri robot. Ancora una volta, studiosi, ad esempio come Charles Darwin, Charles Darwin ha fatto questa classificazione delle piante rampicanti sulla base proprio delle capacità di adesione. E quindi noi abbiamo sviluppato, per esempio, un robot che cresce attraverso sempre quel processo che vi ho fatto vedere prima, ma che si ancora a dei supporti, proprio come fanno, questo è un video di una liana in una foresta tropicale, un nostro collega, lui è un biologo, è un esperto di piante rampicanti, e vedete come la parte apicale, no, di queste piante esplora l'ambiente, trova il supporto e cresce. E quindi dal nostro punto di vista è un robot che cresce intorno a un ramo, a un supporto, ha dei sensori, ad esempio di gas o di ambiente, quindi ci può dare delle indicazioni sulla qualità dell'aria, ma si sostiene come fa una pianta rampicante. Quindi varie applicazioni, esplorazioni e monitoraggio ambientale, ma non solo. Questa pianta, che sicuramente avete visto, questa è la salvia, questa invece è la Gallionapari, che è una pianta rampicante, una parassita, che utilizza degli uncini per attaccarsi alle foglie delle piante che parassita. Cresce molto velocemente, poi copre le foglie delle altre piante per esporsi alla luce. Perché ci interessa? Perché questi uncini noi li abbiamo tradotti in qualcosa di artificiale per creare, se volete, una nuova generazione di velcro. Anche il velcro sapete che è bioispirato, è ispirato a una pianta che è la Arctium lappa, che anche lei utilizza questi uncini per rimanere attaccato ai peli degli animali, e Georges de Mestral, che osservò questo fenomeno, brevettò e creò il velcro, no? Quindi è una soluzione bioispirata. Quello che ci stiamo facendo noi sono questi dispositivi, cioè che noi attacchiamo attraverso questi uncini alle foglie, sia per il rilascio potenziale di farmaci, ma anche per il monitoraggio direttamente sulla foglia. In questo modo, questo poi possiamo creare anche dei piccoli robot che si arrampicano con dei sensori. In questo modo andiamo a vedere se la pianta è in stress ad esempio idrico, e quindi possiamo somministrare acqua solo quando serve, quando è necessario. Questo è un altro, poi magari finisco qui, però vi faccio vedere brevemente anche questo, cioè robot ispirati a queste strutture bellissime delle piante. Le piante demandano la loro sopravvivenza a delle strutture che, come questa, ad esempio, un samara che vola, un pelargonio che penetra, questo è un pelargonium, a strutture che in realtà sono morte. Non c'è metabolismo all'interno, l'unica parte viva è il seme che viene trasportato, ma continuano a muoversi grazie all'organizzazione dei loro materiali e alla capacità di interagire con l'ambiente circostante, ad esempio la variazione di umidità, oppure il vento o la temperatura. Quindi questo è un modello perfetto per realizzare dei robot totalmente biodegradabili che prendono ispirazione da questi movimenti, senza però mettere a bordo batteria o elettronica, per il monitoraggio ambientale. Quindi l'obiettivo è quello di prendere questi semi artificiali, coprirli con delle particelle sensibili, anche queste
biodegradabili, che percepiscono la temperatura, l'umidità, l'anidride carbonica, il mercurio ancora una volta, sono eccitabili da dei laser, quindi emettono fluorescenza quando ad esempio un drone li eccita con un laser, questi emettono fluorescenza. A bordo di un drone ci sono anche dei sistemi di telerilevamento e quindi sulla base della fluorescenza emessa qualitativamente possiamo capire ad esempio se c'è un inquinante nell'ambiente. Questi sono i modelli che vi dicevo e partendo dal naturale, quindi studiando l'organizzazione, no, dei materiali, di come sono strutturati all'interno, eccetera, abbiamo realizzato questi sistemi artificiali, questo robot, in questo caso che penetra nel suolo, senza nessun controllo, perché il controllo è nel materiale stesso, nella sua capacità di interagire con l'ambiente circostante. E quindi, ad esempio, anche nel nostro caso, il robot si muove, trova una frattura nel suolo, entra dentro e comincia a fare un'analisi, no, di vari parametri. Questo per quanto riguarda il suolo, diciamo, il monitoraggio del suolo. Con il pelargonio, il samara, che è questo, no, che vola, che abbiamo visto tante volte, questo è un seme di acero, anche qui studiando come è organizzato all'interno, ne abbiamo riprodotto dei semi artificiali, quindi che sono in grado di volare, poi li andiamo a rilasciare, come in questo caso, attraverso dei droni, quindi facciamo dei sistemi, delle camerine dove mettiamo tutti questi robot, li mettiamo in un drone, questo è un drone molto semplice, non è quello che utilizzeremo per i nostri esperimenti, ma per farvi vedere come funziona. Viene quindi a una certa altezza, vedete il robot che viene pilotato da Clayton, che è un nostro studente di dottorato, e fa il dottorato proprio su questi argomenti, quindi il drone a un certo punto poi sorvola un'area e poi rilascia questi semi robotici che arrivano sul terreno e poi devono interagire appunto con l'ambiente circostante. Come vi dicevo, questo è l'acero, diciamo, i semi naturali, e questo invece è come vola il nostro robot, no? Quindi abbiamo studiato proprio anche la velocità, come scende, no? Perché è importante imitarne le caratteristiche. Arriva sul suolo, dopodiché deve essere letta, no? Diciamo il parametro di interesse. Quindi in questo caso queste nanoparticelle sono state integrate, ci danno un'informazione sulla variazione della temperatura e quindi, come vedete, cambia colore, emette questa fluorescenza che in questo caso è verde e viene letta dal drone che appunto ha a bordo questi sistemi di lettura. Perché ci interessa? Perché l'idea è di mandare tanti di questi robot, tra l'altro inizieremo i test in campo a giugno in Olanda con uno dei collaboratori, un partner olandese, e l'idea è proprio quella di rilasciarli in ambienti, anche in aree remote, dove magari sono difficili, no, sono di difficile accesso per un operatore umano, oppure possono essere pericolose, oppure in caso di riforestazione, no? Quindi l'idea è quella di lanciarli in grandi quantità, non preoccupandosi dell'impatto, perché questi robot sono poi, come dicevo, biodegradabili. Mi fermo, vado. Allora concludo con questa parte che, come vi dicevo, l'energia dalle foglie naturali. Abbiamo scoperto con altri colleghi dell'IT, in particolare in questo caso con Fabian Meder, che le foglie naturali, quando vengono stimolate, diciamo meccanicamente, toccate ripetutamente, non con la mano, perché la mano non crea questo fenomeno, ma con dei materiali che sono soffici, ad esempio siliconi, poi ovviamente ce ne sono alcuni che producono più cariche di altri, si crea un effetto che viene chiamato triboelettrico. In realtà è lo stesso effetto che si verifica nelle giornate fredde. Se voi prendete un palloncino, ve lo mettete vicino ai capelli, vedete, no, che i capelli sono elettrificati. È esattamente lo stesso fenomeno, cioè si creano delle cariche positive, diciamo, e negative che
noi possiamo sfruttare con degli elettrodi per alimentare dei dispositivi. E quindi è una energia totalmente pulita, perché queste foglie vengono mosse ad esempio dal vento, ne possiamo utilizzare tante, ovviamente aumenta la produzione di energia. Al momento siamo in grado di alimentare per esempio dei sensori di temperatura, di umidità, che ancora una volta ci danno un'idea se una pianta per esempio è in stress, no? Cioè sono parametri comunque importanti, oppure delle luci. Però è appunto interessante perché, come vi dicevo, è totalmente green, verde, e in più recentemente abbiamo scoperto che anche l'acqua, la pioggia crea lo stesso fenomeno. Quindi l'obiettivo è quello di utilizzare proprio il verde che abbiamo per alimentare in campo, direttamente in campo, ad esempio dei sensori. E quindi questo è il nostro mondo. Io sono partita da qui, sono partita dai laboratori, facevo analisi, come vi dicevo, e quindi ritengo che ci sia tanto da fare nelle analisi nell'ambiente per capire meglio la qualità dell'ambiente, del cibo che mangiamo, perché è tutto collegato, no? Quindi quello che riversiamo nell'ambiente poi lo ritroviamo nel cibo e quindi ha un'influenza sulla nostra salute. Allora, questi robot ci servono proprio per capire meglio il nostro ambiente, per intervenire quando serve. Diventano degli strumenti a disposizione dell'uomo, soprattutto se sono integrati negli ecosistemi naturali. E questo è il nostro obiettivo sul quale stiamo lavorando. Per questo devo, quindi dalla natura per la natura, e per questo, scusate, devo ringraziare i miei collaboratori, uno è qui insieme a noi, che è Carlo Filippeschi. Ci sono tanti ragazzi giovani che vengono da tutte le parti del mondo, che lavorano con noi su queste tematiche. È affascinante perché i temi sono sfidanti, ovviamente, ma anche perché vengono da mondi diversi, ma soprattutto da discipline diverse. Quindi la prima difficoltà è far parlare delle persone che provengono dalla biologia, dall'ingegneria, dalla chimica, da esperti di materiali, no? Di informatica, di legislazione, di filosofia, perché poi sono veramente tante le discipline che si devono intrecciare. E quindi ringrazio loro e ringrazio voi e ringrazio Mario per l'invito. Grazie per l'attenzione. Interessante carrellata sulla robotica soffice. Sì. Soffice, intelligente e anche biodegradabile, Sì. quindi rispettosa dell'ambiente. Quindi anche questo è un aspetto molto importante, non solo la funzionalità del software robotico, ma anche la possibilità di non inquinare ulteriormente l'ambiente. Lascio la parola, se ci sono domande. Affascinante tutto quello che ho sentito. La mia domanda forse è shock, ma in un mondo dominato dai fitofarmaci, chiamiamoli fitofarmaci o pesticidi, dagli allevamenti intensivi, in che misura si può contrastare con il vostro operato questo tipo di pratica che è diffusa nel mondo? Si potesse attaccare? Allora, la domanda è tutt'altro che banale e è esattamente questo l'obiettivo. Perché? Perché questo? Perché se noi conosciamo in maniera più dettagliata e approfondita, ad esempio, il bisogno di una pianta, se una pianta ha bisogno di acqua piuttosto che azoto, fosforo, no? Che tipo di nutrienti, attraverso non solo i robot, ma una sensoristica avanzata, no? Perché il robot poi ha bisogno dell'intelligenza, ma l'intelligenza è mediata dalla capacità di percezione, no? Dell'ambiente. Allora, se noi siamo in grado di realizzare anche dispositivi molto semplici, come avete visto, non sempre abbiamo un robot di una certa importanza, magari abbiamo anche dei dispositivi che sono appunto integrati, non danneggiano e possiamo attaccarli alla pianta, possiamo monitorare per esempio l'esposizione del sole, possiamo monitorare se è in stress idrico, possiamo andare a vedere nel suolo. Ovviamente, insomma, questi sono ancora in laboratorio, però
l'idea è esattamente questa in prospettiva, no? Quindi andare a vedere nel suolo, ad esempio, se ci sono sufficienti nutrienti, oppure la qualità del suolo dipende anche dalla protezione che facciamo degli ecosistemi che ci sono sotto i nostri piedi, no? Perché sono fondamentali per il benessere della pianta. Allora, se noi cominciamo a dire diamo l'acqua soltanto quando serve, diamo il pesticida soltanto quando serve, già questo è un modo per ridurre i costi, quindi già questo dovrebbe essere di interesse anche per i produttori, perché c'è un abbattimento dei costi. Immaginiamo uno scenario in cui questi sistemi sono operativi sul campo, quindi c'è un abbattimento dei costi e c'è ovviamente una protezione maggiore, perché si interviene solo quando serve. Quello che viene chiamata in medicina la medicina di precisione, in questo caso è l'agricoltura di precisione, quindi intervenire e somministrare farmaci quando serve. E questo immediatamente ha un impatto positivo sull'ambiente, perché si riducono anche gli stessi fertilizzanti che in teoria sono positivi, no? Perché la pianta ha bisogno di azoto, ha bisogno di fosforo, quindi noi somministriamo queste sostanze che di per sé hanno un effetto benefico sulla pianta. In realtà la pianta ne prende una parte, il resto va a finire magari nel fiume, nel lago, no? Nel mare, diventa anche un contaminante a quel punto, no? Quindi sapere la necessità di una pianta significa ridurre anche l'utilizzo di queste sostanze, con un effetto benefico, ripeto, economico e soprattutto ambientale, quindi della nostra salute. Però per fare questo dobbiamo conoscere. Cioè manca molto spesso la conoscenza di quello che avviene nell'ambiente naturale. Quindi se un cibo è contaminato, appunto, se l'aria che respiriamo, di cosa ha bisogno una pianta, un altro animale, no? Quindi la conoscenza è quella che poi ci consente di intervenire solo quando serve. Allora il robot, munito, ripeto, di sensori, quindi anche di un'intelligenza nell'esplorazione, ci aiuta perché diventa uno strumento di conoscenza. E lo possiamo mandare tutte le volte che vogliamo, l'operatore c'è, ma può essere in un ufficio, perché riceve questi dati che poi interpreta, no? Quindi il robot non sostituisce l'uomo. Questa è una cosa importante da ripetere perché l'uomo deve, nel bene e nel male, deve prendersi anche le proprie responsabilità. Quindi è sempre l'uomo che sta dietro a una tecnologia e anche il modo in cui la tecnologia viene utilizzata è responsabilità dell'uomo. Quindi questi robot possono mandare informazioni che poi vengono analizzate da un esperto, no? E poi vengono prese delle decisioni, che può essere ancora un robot che va a somministrare magari determinate sostanze in un ambiente, come già avviene, no? Perché ad esempio i droni vengono utilizzati in agricoltura, ci sono piattaforme robotiche che vanno nei campi, no? Quindi in realtà il robot operativo c'è già, molto meno il robot che ci aiuta a capire meglio i fenomeni che avvengono nel mondo naturale, ma che sono quelli che poi ci aiutano ad agire con consapevolezza. Questa parte c'è marginalmente perché gli esperti ancora devono andare sul campo, fare dei prelievi, analizzarli in laboratorio, e sono le analisi più accurate che ci possono essere, ma sono anche molto costose da un punto di vista del tempo, da un punto di vista dell'attrezzatura. No? Quindi è importante che ci sia questo, assolutamente, questo non deve mancare, ma ci deve essere anche qualcosa che sia molto meno preciso, se vogliamo, ma che lavori continuamente, perché il robot nasce per lavorare, è la sua origine, no? Quindi deve lavorare a volte anche al posto nostro, o magari in posti difficili dove l'operatore non può andare, dove manda il robot. Questa deve essere la funzione del robot, no? Di aiuto all'uomo. Grazie a lei. Sì, prego. Grazie per le spiegazioni. Due cose. Uno, dai suoi studi c'è già qualche applicazione pratica che è già stata messa, diciamo, in produzione? E poi mi ha incuriosito tantissimo il robot che cresce con
con la stampante 3D, se può dire qualcosa di più. Sì, certo. Allora, il primo punto sono ancora prototipi, come dicevo, noi arriviamo a livello di prototipo, quindi sì, cosa vuol dire prototipo? Vuol dire che sono dei dispositivi che nascono per testare delle funzioni, ma che non sono dei veri prodotti che voi trovate, no, da comprare, perché quello, per arrivare lì, occorrono le aziende no, che producono, quindi trasformano qualcosa che è nel mondo della ricerca a qualcosa che è nel mondo reale. Al momento siamo a livello di ricerca, quindi non sono ancora presenti in commercio e per alcune cose insieme a colleghi, perché molto spesso cosa avviene? Che chi realizza questi dispositivi poi è anche chi fa l'azienda. No? Perché è la persona che conosce meglio diciamo tutta la parte di ricerca, la parte positiva, la parte negativa, no? Quindi che cosa c'è da fare, da cosa c'è da migliorare. Non è ovviamente semplice, non è immediato, soprattutto in Italia. Quindi uno dei sogni è proprio questo, no? Di vederli poi, alcuni di loro sono molto più vicini, i semi per dire, sono molto più vicini a un aspetto applicativo rispetto ad altri che possono essere più complessi, soprattutto quelli che si muovono nel suolo, ma perché il suolo è estremamente complicato. Quindi paradossalmente c'è un bisogno, ma non ci sono ancora delle aziende che producono questi sistemi. L'altro, appunto, come funziona è all'interno di questa testa, tutto il cuore o la mente, potremmo dire, del robot è nella punta, perché all'interno della punta ci sono proprio dei motori, uno diciamo che ruota la testa del robot, e questo è importante perché il robot con un solo sensore, con diciamo dei vari tipi, quindi temperatura, umidità, eccetera, o gas o altro tipo, riesce a ispezionare un ambiente, no? Quindi ruota e il sensore percepisce. L'altro invece è come proprio se immaginatevi un rocchetto di filo, tira questo filo che si srotola dal rocchetto e lo tira verso la testa, quindi lo fa entrare, poi ci sono delle ruote dentate, lo fa entrare nella testa c'è proprio un riscaldatore e quando esce da quel buchino è più appiccicoso. E quindi quello che si forma è che attraverso questa rotazione si deposita un filo, il filo si attacca a quello precedente. Questo è il segreto però, perché deve essere sempre il nuovo, chiamiamolo così, il nuovo filo deve essere sempre a contatto con la punta, perché è il modo in cui noi imitiamo la crescita, cioè viene spinta solo la testa e il resto del tubo che si forma, perché poi la cosa interessante è che si forma proprio un tubo cavo, che quindi può essere, ad esempio, alcuni potenziali utilizzatori ci hanno detto, ma questo potrebbero essere appunto delle tubature che crescono, perché noi creiamo dei tubi. Quindi potrebbero essere utilizzate anche per le infrastrutture, noi non ci abbiamo ancora pensato, ma potrebbero, no? E da questo tubo, diciamo, poi passa l'elettronica, quindi dentro c'è anche l'elettronica che collega la testa con l'operatore, anche se poi la testa manda, anche senza fili, i dati all'operatore che lo vede su un computer. No? Quindi è molto semplice, nel senso, però, sì, insomma, arrivare a capire che questa era la soluzione, ancora ci stiamo lavorando, adesso non vi voglio annoiare con tutte le cose che stiamo implementando nel robot, però la natura ci sta dicendo non basta, la crescita non basta, ci dobbiamo mettere molto di più, perché la radice fa questo, si allunga, si allarga, protegge la punta attraverso il rilascio di cellule morte, quindi crea una guaina tra la punta e il suolo, no? Quindi insomma sembra semplicissima, ma non lo è. È tutt'altro che semplice. Avete curiosità, domande? Sì, prego. La possibilità di una biorobotica è legata implicitamente, mi sembra anche, alla annosa comparazione tra il laboratorio digitale e il laboratorio analogico, nel senso che il comportamento di un robot evidentemente mette in opera un algoritmo
Sì, che la natura può calcolare direttamente. sì, Spesso si è ritenuto che il laboratorio analogico sia completamente superato, mentre in realtà, per esempio, la Frankfurter Allgemeine, il noto e sì, serissimo giornale tedesco, ha segnalato che le possibilità in questo campo esistono ancora e alcuni certo. gruppi industriali tedeschi finanziano ricerche in questo campo. Assolutamente, ma è assolutamente, l'uno non esclude l'altro, sono assolutamente d'accordo. Noi utilizziamo, nel nostro caso l'algoritmo è integrato nel robot. Perché? Perché il robot, tutte le volte che è possibile, deve essere autonoma, ma non perché cioè, l'operatore umano può sempre interagire con il robot, ma perché se io devo esplorare un ambiente che non conosco, non so dare delle indicazioni al robot, no? Quindi se il robot ha un algoritmo che in questo caso è bioispirato, è ispirato al comportamento della pianta, no? Quindi a come la pianta percepisce gli stimoli e poi va verso o lontano da uno stimolo. Ovviamente l'operatore umano ne può aggiungere di altri, può aggiungere dei sensori che la pianta non ha, perché mi serve ad esempio il monitoraggio di un gas potenzialmente pericoloso e che vogliamo, diciamo, esplorare, vogliamo, no, monitorare. Ma l'algoritmo in questo caso è integrato nella testa del robot e quindi il robot in maniera autonoma può prendere la decisione della direzione di crescita. Quindi c'è assolutamente questa integrazione. Bene, ci sono altre domande? Bene, allora diciamo una breve conclusione, anche se non possiamo arrivare a una conclusione, però questa robotica bioispirata è molto bella. Come biologo mi piace molto, anche perché in pratica ci induce a continuare ad approfondire gli studi degli organismi viventi. Esatto. Pensare alla punta della radice e quindi ai meristemi che stanno lì dentro e tutta la biochimica e la biologia molecolare che c'è all'interno di questo non è una cosa semplice, però in questo modo via Sì. via ci avviciniamo Sì. anche a questo. Questo è un punto importante, come dicevo, perché è ovvio che un robot non sarà mai complesso quanto un organismo Certo. vivente, però il vantaggio del robot, se lo facciamo muovere, ad esempio nel solito ambiente dell'organismo che stiamo studiando, in qualche modo è semplificato, no? Quindi lo Certo. scienziato può testare un'ipotesi, no, di comportamento dell'organismo direttamente sul robot. E come biologa questo è un mondo affascinante, no? Perché è uno strumento, alla fine va inteso come uno strumento, come può essere un microscopio, no? Ci aiuta a capire anche la biologia e gli organismi viventi. È anche così, un ringraziamento postumo al nostro Charles Darwin, che ha passato tanti anni nelle sue serre a studiare le piante ratificanti, i viticci e le piante carnivore, ha scritto dei libri estremamente interessanti, ma ovviamente a quell'epoca si poteva arrivare fino a un certo punto, però ha avuto delle Però idee. lui ha descritto i movimenti, no, delle piante e tante delle cose, ha scritto dei libri bellissimi sulle piante, molto meno noti magari dell'origine della specie, ma molte delle sue ipotesi sono ancora valide, sono state poi ovviamente dimostrate con strumenti che lui non aveva all'epoca, ma è affascinante come osservare la natura poi apra veramente a nuovi scenari. Bene, allora ti ringraziamo moltissimo per questo Grazie a tuo voi. intervento e magari ci prenotiamo per un appuntamento tra un anno per sentire Magari, se ci sono se delle ho delle novità volentieri. magari ci risentiamo poi. Grazie ancora e grazie a Grazie tutti a voi. Vi voi. ricordo che lunedì 8 aprile passiamo a un argomento completamente diverso. Ci sarà un professor Stefan Andreescu dell'Università di Bucarest che ci parlerà delle ultime notizie sul principe Vlad, l'impalatore Dracula. Questo è nel contesto dell'anno del Medioevo, rientra in questo contesto. Grazie e arrivederci.